Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Natale con noi, la trasmissione che vi tiene compagnia durante le feste. Ancora da parte nostra i migliori auguri di buon Natale, di serene festività. E come sapete è un po' tradizione, la Tenda TV vi porta degli ospiti qui nel nostro studio. È con piacere che ospitiamo e diamo il benvenuto e il bentrovato alla sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, che salutiamo. Sindaca, bentornata nei nostri studi. Grazie, innanzitutto un saluto a Federico, a tutto lo staff di Tenda TV, saluto tutti voi che ci seguite da casa, è un piacere essere qui di nuovo con voi. Beh, devo dire che è passato qualche mese, nel senso che noi ci ricordiamo che lei è stata un'assidua frequentatrice di questi studi nella primavera del 2024, se non sbaglio. Abbiamo fatto tutti i dibattiti, non c'era il caminetto, c'era una scenografia diversa, abbiamo fatto i dibattiti elettorali, confronti, non confronti, presentazioni di programmi, eccetera, eccetera, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi direi che in questa puntata andremo sia a tracciare un bilancio di quest'anno del 2025, ma possiamo dire tracciamo un bilancio di un anno e mezzo, insomma, da quando lei è alla guida della città di Vittorio Veneto. Che cosa ricorda di quel periodo? Torniamo alla primavera, diciamo, del 2024. 24, sì, tra l'altro sembra che sia passato tantissimo tempo, a dire la verità, invece è un anno e 5 mesi, quindi in quest'anno, in questo tempo che sembra così lungo e invece direi è breve, è stato un anno bellissimo, intanto un anno e mezzo bellissimo. I ricordi di quel periodo sono ancora molto molto forti, di quella carica anche emotiva, carica di voglia di far bene che ci portiamo dietro. Insomma, io vivo ancora di quei bellissimi momenti e penso di poterli vivere ancora per parecchio tempo. Ecco, questa è la volontà che voglio portare avanti. Ecco, ricordiamo la vittoria del suo schieramento appunto con il successivo insediamento in municipio nel mese di luglio del 2024. Le prime settimane, quando ha preso possesso così del suo ufficio, come sono state? Allora, è stato un periodo di forti emozioni naturalmente, ma come avevo detto fin da subito di grande responsabilità, nel senso che venivo anche da un periodo politico abbastanza prolungato, di esperienza, insomma, quindi su per giù sapevo quello che mi sarebbe aspettato. E comunque il passaggio di consegne dal sindaco Miatto a me è stato un momento anche importante di raccordo tra quello che stava concludendo l'amministrazione precedente, l'amministrazione Miatto, e quello che avremmo poi iniziato a portare avanti noi. Quindi momenti di gioia, di felicità, ma momenti di grande responsabilità. Quindi sappiamo che andiamo a guidare una città importante come la città di Vittorio Veneto, quindi il mio punto fondamentale è sempre quello di avere tanta responsabilità e stare molto con i piedi ben ancorati a terra e comunque sempre con una carica molto positiva. Ecco, una carica positiva. Abbiamo detto appunto all'inizio vi siete insediati, qual è la situazione, diciamo, che avete trovato e su che cosa avete puntato sin dall'inizio? Sì. Allora, a dire la verità, le situazioni erano un po' variegate. L'amministrazione Miatto aveva pianificato alcuni importanti interventi che abbiamo preso in consegna e li stiamo anche portando avanti. Voglio dire, faccio riferimento al discorso dei fondi PNR, quindi della caserma Gotti e della zona della Valle Pisina, l'altro importante intervento realizzato. E con la caserma Gotti appunto abbiamo cercato di continuare questo progetto che era stato iniziato. Poi c'erano altre situazioni da prendere per mano con la realizzazione dei progetti, con il finanziamento delle opere.
Posso citarne alcune, il famoso acquedotto che parte da Piadera e che si snoda verso Sant'Augusta, e di là anche il rifacimento di alcune strade. Poi c'era il discorso ad esempio della scalinata di Sant'Augusta, insomma, che c'era abbozzato il progetto e quindi è anche stato finanziato. C'è il discorso della palazzina di Via Galilei, insomma, per quanto riguarda le persone con difficoltà per la residenza appunto del dopo di noi, e anche lì c'era una progettualità che è stata portata avanti e finanziata. Quindi diciamo in questo primo anno possiamo dire che abbiamo raccolto, diciamo, i frutti messi sul tavolo appunto dall'amministrazione Miato e li abbiamo portati a maturazione. Ecco, la cosa che è felice, che è contenta di aver portato a compimento da quando lei siede in municipio? Allora, a dire la verità, allora, abbiamo fatto anche importanti opere, quale quella ad esempio del discorso delle asfaltature, no? Che è una questione molto sentita dai nostri cittadini, perché effettivamente andare in strada e usare le nostre auto su delle strade mal poste o con le buche non è sempre una cosa positiva, anzi, e quindi abbiamo cercato di dare impulso a questo piano di asfaltature. Abbiamo fatto 2 slot da 300.000 euro cada uno, quindi 600.000 euro, asfaltando importanti strade della nostra città, da via Galileo Galilei, adesso via Casoni, quindi tutto questo aspetto, anche in zona industriale siamo intervenuti. Questo è un aspetto abbastanza importante, e dopodiché c'è stata anche un'attenzione verso l'interno della struttura, quindi abbiamo cercato di rafforzare la struttura degli uffici, perché senza una buona base operativa è difficile poi realizzare gli interventi e portare avanti le cose. Abbiamo fatto un piano di assunzioni molto corposo, abbiamo aumentato di 10 unità il nostro numero di personale, quindi passiamo da 140 a 150 dipendenti, e con questo aumento di personale naturalmente c'è un impegno economico anche importante. E poi anche una riorganizzazione degli uffici, se vogliamo, perché anche questo è un punto essenziale. Penso che oggigiorno le sfide che ci troviamo di fronte abbiano necessità di avere degli uffici operativi e che siano in sinergia tra di loro. Quindi abbiamo anche cercato stiamo ancora facendo questa operazione, di riformulare, di rimodulare anche il modo di intervenire all'interno della macchina burocratica, ecco. Quindi una sorta di riorganizzazione generale, insomma, di come si amministra e poi di come ci si rapporta, immagino, anche con i cittadini. Lei ha avuto modo di incontrare tanti cittadini nel corso di questi mesi. C'è un incontro che l'ha colpita maggiormente, e poi che cosa le chiedono i cittadini quando vengono nel suo ufficio? Allora, sì, io ricevo ogni settimana i cittadini, e da quando ho iniziato, fino dai primi giorni di luglio, le porte sono sempre state aperte e c'è un continuo, arrivano parecchi cittadini in municipio. Adesso non lo so, comunque circa io ricevo 6-7 cittadini ogni martedì mattina, più tutti gli altri, insomma, che ricevo anche negli altri giorni, quindi c'è veramente tanto bisogno di tante cose, e i cittadini vengono a chiedere soprattutto per la questione della casa, okay? Quindi c'è una forte esigenza di avere a disposizione delle case in affitto, naturalmente, e questa sarà dal mio punto di vista, una delle grandi emergenze. È già parzialmente un'emergenza, diventerà un'emergenza esplosiva in un prossimo futuro, e qui ci vuole un coordinamento tra la parte dell'ente pubblico, quindi quella più vicina al cittadino, che è il comune, però un forte sforzo deve essere fatto dalla regione e anche dallo Stato. Quindi io auspico che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ci sia un piano casa importante a livello governativo, perché effettivamente c'è un'esigenza su questo tema.
Dopodiché ci sono delle realtà familiari che vengono a chiederci aiuto e supporto anche per la questione educativa o delle difficoltà per quanto riguarda i ragazzi più giovani. Abbiamo anche qui delle problematiche, insomma, che i nostri operatori del sociale affrontano con determinazione e con buone pratiche, con aiuto e con sostegno. Anche questa è una tematica molto sentita, ci sono anche delle problematiche a livello familiare che mi vengono espresse, e poi altre situazioni, dei disagi personali, anche legati alla mancanza anche di posti, di trovare il giusto posto di lavoro, ecco, perché oggigiorno c'è un'offerta di posti di lavoro, però non sempre vanno incontro a delle situazioni e delle caratteristiche delle persone. Ci sono persone con molte fragilità che hanno bisogno di avere anche dei posti di lavoro molto particolari, e purtroppo qua siamo leggermente in difficoltà. Quindi diciamo richieste variegate che le arrivano dai cittadini. Lei faceva riferimento al fatto che determinate decisioni non riguardano esclusivamente Vittorio Veneto, la nostra città, l'amministrazione della città, ma bisogna andare a livelli più alti. Adesso in regione c'è appena stato il cambio al vertice. Lei come si mette in relazione con i vertici regionali, ma perché no, anche con il governo centrale? Sì, su questo innanzitutto io penso che un sindaco abbia il dovere di relazionarsi assolutamente con tutti gli enti sovracomunali, in primis la regione. Il nostro rapporto sia con il presidente Zaia è stato un rapporto positivo e costruttivo, e penso che lo sarà anche con il nuovo presidente De Stefani, con tutti gli assessori di cui tra l'altro conosciamo, gli assessori che sono stati eletti qua, poi gli assessori consiglieri eletti nella provincia di Treviso. Abbiamo degli ottimi rapporti di collaborazione, e il fine è quello di apportare sul nostro territorio le maggiori risorse, ma anche soluzioni a vari problemi. Quindi da parte nostra c'è veramente un'apertura nei confronti appunto delle cariche della Regione Veneto e dei consiglieri, e penso che sia doveroso mantenere un rapporto continuativo. Ecco, non è che andiamo a chiedere una tantum per risolvere alcune questioni, ma il rapporto deve essere, ripeto, mantenuto in modo costante, collaborativo, e solo così poi si riescono a risolvere delle situazioni anche importanti del nostro territorio. Ecco, lei prima faceva riferimento, appunto, parlando degli incontri, del tema del sociale, ovviamente, le famiglie, le difficoltà, eccetera, eccetera. Voi avete qualche ricetta in mano, qualcosa che vorreste realizzare nei prossimi mesi a riguardo? Allora, e qui il tema è molto ampio. Innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che quando si interviene sul sociale e si tenta di dare un apporto, ricerchiamo anche la collaborazione di tutti gli enti che non sono pubblici, enti privati, enti religiosi, e siamo fortunati perché a Vittorio Veneto è in essere una rete capillare di associazioni che, sì, ripeto, sia dal mondo religioso, quindi Caritas o altre realtà, che sono un punto fermo, no? Un punto con cui si può relazionare. C'è sempre stato un buon rapporto collaborativo da parte appunto del comune rispetto a queste associazioni. Proprio è in essere anche una rete per quanto riguarda il supporto appunto alle tematiche sociali. L'altro giorno abbiamo avuto anche l'incontro col nostro vescovo, che ringrazio. Com'è andata? È andata molto bene. Abbiamo avuto questo incontro con tutti i sindaci della diocesi di Vittorio Veneto. È stato un incontro molto sereno, e allo stesso tempo siamo riusciti a scambiarci quelle che sono le attese forse da parte dei sindaci, i vari bisogni che ci sono nei territori, e allo stesso tempo è
è arrivata una forte apertura che c'è sempre stata comunque da parte, ripeto, della diocesi nell'aiutarci, nel darci una mano, nel provare a ricercare le soluzioni alle varie questioni poste. Quindi è un lavoro che si fa in sinergia e io penso che solo così appunto riusciremo, ripeto, a dare aiuto a tante persone e a tracciare anche quella che è una riformulazione dei valori della società, no? Perché viviamo in una società che effettivamente ogni giorno sta perdendo, penso, dei pezzi di valori, di etica e abbiamo bisogno di rinfondare o comunque di perseguire la semina di questi valori. Ecco, questa è una questione. Poi, ripeto, dal punto di vista di quello che può fare il comune come ente pubblico, noi stiamo facendo un passo in avanti per quello che è il discorso degli appartamenti. Abbiamo un rapporto con Ater, ricordiamo che nel comune di Vittorio Veneto ci sono tantissimi appartamenti Ater perché storicamente insomma ci sono stati, molti di questi appartamenti sono sfitti, sono da sistemare e ecco con Ater stiamo cercando di avviare un rapporto per riutilizzo di questi appartamenti. Poi stiamo intervenendo anche con dei finanziamenti che siamo riusciti a intercettare con dei bandi per sistemare alcuni appartamenti che sono di proprietà del comune. Balliana, lei prima faceva riferimento alla società che sta cambiando, quindi anche alcuni valori che si stanno perdendo. A Vittorio Veneto ci sono stati anche dei problemi, tra virgolette così, di ordine pubblico che poi sono stati anche protagonisti sulle pagine dei giornali, anche in pieno centro città, furti eccetera eccetera. L'amministrazione Balliana per fronteggiare insomma questi fenomeni che cosa ha intenzione di mettere in atto? Innanzitutto vorrei dire che il fenomeno della microcriminalità, il fenomeno della sicurezza è un fenomeno che sentiamo come amministrazione, come tutte le amministrazioni a livello così venete e provinciali, nel senso che è un fenomeno da affrontare, innanzitutto perché in effetti i numeri ci dicono che la microcriminalità è aumentata e sotto l'altro aspetto è perché i cittadini si sentono sempre meno sicuri, no, nella propria città. Quindi è un tema che affrontiamo con tanta determinazione e senza rigettarlo. Ecco. Le azioni che stiamo portando avanti sono abbastanza forti, innanzitutto l'implementazione del sistema di videosorveglianza, ricordo che abbiamo investito più di 400.000 euro per apportare nuove telecamere che sono state distribuite nel territorio vittoriese ma anche nel territorio di Tarzo e di Revine. Ricordo insomma che il comando della polizia locale di Vittorio Veneto è associato appunto con il comune di Tarzo e di Revine e quindi c'è una sinergia anche per lavorare su tutti questi territori. Dopodiché noi stiamo cercando di potenziare anche la questione dei nostri agenti di polizia locale. Abbiamo anche in questo periodo natalizio aumentato di un'ora il servizio pomeridiano della polizia locale, quindi i nostri agenti, che ringrazio tantissimo per lo sforzo che stanno facendo, rimangono a servizio della città fino alle 8. Molto probabilmente d'estate prolungheremo il servizio anche fino alle 9, fino alle 10, questa è un'altra idea che vorremmo portare avanti. Dopo un'altra questione che curiamo con attenzione è il rapporto con le forze dell'ordine. Io settimanalmente ho contatti appunto con il comandante dei Carabinieri, il comandante Galante e il comandante Bosco della nostra caserma qui di Vittorio Veneto, in cui ci scambiamo quello che è il sentore, come la situazione che si presenta in città, e questo rapporto è molto costruttivo perché insomma riusciamo anche in qualche maniera, io riesco anche a trasmettere a loro le nostre preoccupazioni e loro riescono a intervenire. Vorrei anche ricordare che il comando dei Carabinieri a poc'anzi è stato rafforzato con 10 nuovi carabinieri, 10 nuovi militari che sono presenti in città con il pattugliamento, quindi non so, forse i cittadini hanno notato che ci sono insomma più pattuglie anche che girano.
Molto bene, quindi questo per quello che riguarda... Sì, poi c'è, scusa Federico, c'è anche il controllo analogo, scusate, il controllo di vicinato, anche questo è iniziato dalla precedente amministrazione Miatto, che stiamo continuando a portare avanti, che anche questo aiuta per quanto riguarda il discorso della percezione e della sicurezza, e quindi c'è anche con chi in modo volontario fa questa tipologia di controllo del vicinato, voglio dire, è un aiuto insomma per tutta la città. Ecco, lei più volte, diciamo, anche in campagna elettorale, diceva che bisognava dare attenzione alle periferie. Che cosa avete fatto e che cosa farete per le periferie di Vittorio Veneto? Sappiamo che la nostra città, insomma, ha una estensione molto, molto ampia, da nord a sud, tanti micro paesi all'interno della città, l'importanza delle periferie. Sì, allora siamo fortemente convinti dell'importanza delle periferie, che non oserei neanche chiamare periferie, nel senso che appunto la città di Vittorio Veneto è una città di 82 km quadrati, quindi ricordiamo che è il comune più esteso della provincia di Treviso, quindi supera anche il capoluogo come estensione, e su questo permettetemi un punto di critica rispetto ai finanziamenti che riceviamo, ossia noi riceviamo i finanziamenti dal governo, dalla regione in base agli abitanti che abbiamo, ma non al territorio che dobbiamo curare. Ecco, ci vorrebbe anche qui una politica un po' diversa, cioè avremo necessità di avere dei contributi, dei finanziamenti proprio per la vastità del territorio a cui dobbiamo insomma stare attenti. E questo è un altro capitolo che cercheremo di portare anche ai tavoli, quelli regionali e nazionali. Tornando al discorso appunto delle nostre località più decentrate, e che sono altri piccoli centri che noi consideriamo, il lavoro da fare è particolare, nel senso che è un lavoro anche qui che deve essere fatto in modo costante, sia a livello urbanistico, a livello culturale. Dobbiamo rivitalizzare insomma queste zone che dal mio punto di vista stanno anche nuovamente attraendo su di sé delle realtà particolari. Io ho parecchi giovani, cioè abbiamo parecchi giovani che vengono e che mi presentano le loro progettazioni per andare a sistemare vecchi fabbricati nelle vecchie case, nei vari borghi della Valle Appisina. Insomma, abbiamo coppie di giovani che si stanno trasferendo appunto in questi borghi, che mi chiedono magari di sistemare alcuni servizi, la strada o l'accessibilità ai borghi, e su questo noi dobbiamo porre molta attenzione. Stiamo facendo anche il piano degli interventi a livello urbanistico e cercheremo di mettere magari delle agevolazioni rispetto a chi riesce a recuperare o a restaurare appunto questi edifici, che sono degli edifici storici che hanno un valore anche culturale. Per quanto riguarda cosa si può fare, allora ripeto, ci sono anche azioni di tipo culturali. Abbiamo fatto un'iniziativa a Borgo Fadalto Basso, nella chiesa di San Rocco, proprio per prepararci al Natale, con un piccolo concerto insomma, di sax e pianola. È stato molto molto bello. Sono dei piccoli segnali che però fanno sì che ci sia questo tipo di attenzione appunto verso queste borgate. Non da ultimo i servizi, abbiamo anche risistemato anche le strisce pedonali o la segnaletica appunto orizzontale anche in certe zone verso Formeniga e Manzana, e quindi anche questo è un segno di attenzione. Naturalmente quelle zone anche hanno necessità di avere degli interventi anche a carattere idrogeologico, quindi il discorso di recuperare delle frane che ci sono state lungo le arterie stradali, e anche su questo ci stiamo impegnando. Quindi il lavoro non manca, mi pare, anche sotto questo fronte. Voltiamo pagina, parliamo del commercio, una delle problematiche, immagino, non solo di Vittorio Veneto, insomma, il commercio di prossimità pian pianino sembra che stia lasciando spazio invece a un altro tipo di commercio così molto più ampio e di massa. Questo comporta la chiusura ovviamente delle saracinesche, le vetrine che si spengono, posto che il comune di Vittorio Veneto non ha la bacchetta magica, sindaca Bagliana, cosa si può fare?
Sì, la questione del commercio è una questione che ormai sta diventando di carattere anche sociale, no? Perché la chiusura appunto dei piccoli negozi cittadini fa sì che ci sia una perdita anche di quella che è la socialità e la vita quotidiana, il rapportarsi appunto tra le persone. Naturalmente è una situazione che è generalizzata su tutto il territorio veneto, ma oserei dire anche a livello nazionale. In alcune città il fenomeno è ancora più marcato, e come comune cosa possiamo fare? Innanzitutto supportare tutte quelle associazioni di categoria che a loro volta si stanno impegnando per aiutare i piccoli commercianti ad andare avanti, ad impiegare le proprie risorse sul nostro territorio. Come amministrazione abbiamo anche dato avvio a quello che era il percorso, ripeto, iniziato anche durante l'amministrazione Miatto, che è il distretto unico del commercio, che non è, voglio dire, anche questa la bacchetta magica, ma è un percorso portato avanti, creato dalla Regione Veneto, per cercare di trovare delle sinergie tra le varie realtà, quindi tra le componenti che vanno anche al di là dell'attività commerciale, associazioni, imprenditori, per cercare appunto di gettare delle basi o degli obiettivi da raggiungere. Poi altra considerazione che potrei fare è che ripeto, ci sono dei piccoli segnali positivi anche nella nostra città. Noi abbiamo un saldo positivo per quanto riguarda tra chiusura e apertura dei negozi, quindi abbiamo un più 15. Questo è un segnale che ho riportato anche ieri in Consiglio Comunale. Secondo me è un segnale positivo. Ci sono appunto più negozi che aprono rispetto a quelli che chiudono. Ecco, magari queste attività sono attività che non sono quelle classiche di una volta, ma sono cambiate, sono magari servizi alla persona, quelle che non possono essere fatti via web o via telematica, e quindi hanno bisogno di essere nel paese. Un altro segnale positivo che mi sento di sottolineare è ad esempio le prossime riaperture di 2 grandi alberghi della nostra città, no? L'operazione dell'Hotel Flora e quella dell'Hotel Terme, che secondo me anche questo è un piccolo segnale, ma è un segnale veramente positivo. Io ringrazio anche gli imprenditori locali che hanno voluto fare questo importante intervento. Abbiamo un altro intervento anche nella zona di San Giacomo, importante per quanto riguarda la struttura alberghiera. Quindi imprenditori della nostra realtà che investono su Vittorio Veneto, perché penso che Vittorio Veneto, ma non lo penso, lo sostengo veramente, ricordiamo che è una delle porte d'ingresso dell'area UNESCO, no? Insieme a Valdobbiadene dall'altra parte, quindi noi, e qui turismo e commercio devono unire le loro forze per far sì che ci sia una riattivazione di tutto un sistema, ma insomma i segnali positivi ce li abbiamo. A proposito del turismo, tra poche settimane ci saranno le Olimpiadi qui a pochi passi da noi. Vittorio Veneto giocherà un ruolo? Sì, allora, con grande sorpresa, circa un mese e mezzo fa ci hanno avvertito il Comitato Milano Cortina che Città di Vittorio Veneto era la città prescelta per il passaggio appunto della fiamma olimpica, e di questo insomma abbiamo gioito, perché eravamo eravamo un po' preoccupati insomma che la nostra città fosse lasciata da parte. Invece insomma ci hanno rassicurato di questo, e da là siamo iniziati per cercare di preparare la città come si deve a questo passaggio importante, che ricordo avverrà, penso, per alcuni di noi solo una volta nella vita. Voglio dire, di vedere la fiamma olimpica è una cosa veramente emozionante, e anzi invito poi tutti i cittadini a reperire le informazioni che daremo di volta in volta attraverso i nostri canali social, attraverso la stampa, perché è importante insomma che la città risponda a questo evento. È vero che il passaggio in sé, che avverrà, ricordo, domenica 25 gennaio nel primo pomeriggio verso le ore 14, partirà dalla zona di Ceneda per risalire il centro e spostarsi verso Fora Boario, dove sarà l'arrivo. Diciamo è un passaggio di una giornata, però molto carico di emozioni e di valori. Assieme a questo abbiamo voluto fare degli eventi di contorno rispetto a questo importante evento, che sono le serate culturali legate al mondo dello sport, che faremo dal mese di gennaio fino a tutto febbraio, e poi ci sarà anche una mostra dedicata proprio alle Olimpiadi a Palazzo Todesco, e che invito insomma tutti i cittadini a partecipare.
Voltiamo pagina, tema grandi opere, ovviamente in sede di campagna elettorale tutte le liste, tutti i candidati fanno tante promesse, poi di solito si arriva lì nell'ufficio di Piazza del Popolo e le cose un po' si complicano, mi dica se sbaglio, Sindaca Bagliana. A livello di grandi opere, voi come siete? Una su tutti, la piscina? Ecco, allora a livello di grandi opere siamo, oserei dire benino, se posso esprimere questo concetto, nel senso io ho sempre detto che un'amministrazione che dura in carica appunto 5 anni riesce a mettere a terra una, se va bene, 2 grandi opere. E se parliamo dell'opera principale appunto che è la piscina comunale, diciamo che è un'opera così imponente che il mio obiettivo è di porre il primo mattone di questa opera. Ripeto, è un'opera così imponente e di conseguenza i tempi per realizzarla sono veramente importanti da un punto di vista temporale, perché se pensiamo bene noi adesso entriamo in una fase dove a breve uscirà la gara per la progettazione della piscina. Naturalmente in questo periodo non è che siamo stati con le mani in mano, ma bensì per preparare la gara è stato necessario realizzare dei documenti, un documento di alternative progettuali in cui abbiamo capito qual era il sito migliore per realizzare la piscina, dove realizzarla, come delle proposte. E ci sono voluti dei mesi insomma, per fare queste considerazioni, ripeto, affidate a dei tecnici, e abbiamo scelto di rifare la piscina nello stesso sito dove è ora collocata, proprio da un punto di vista anche urbanistico, perché è contornata da impianti sportivi. Abbiamo solo deciso praticamente di fare un'operazione di inversione delle vasche. Noi adesso stiamo partendo appunto con la fase progettuale, con la gara per la progettazione. Ricordo che ad esempio la progettazione, chi vincerà la gara avrà a disposizione più di 1 anno per realizzare solo il progetto. Noi cercheremo di accorciare di sollecitare, esatto, però ecco, dal punto di vista normativo, perché sono gare europee, di carattere europeo, e quindi hanno bisogno di questo. Naturalmente poi ci sarebbe, una volta finita la progettazione, ci sarebbe il discorso della gara d'appalto per realizzazione dei lavori. Poi c'è la questione dei fondi, che anche qui non secondari. Diciamo che siamo fortunati perché il nostro comune attualmente ha la possibilità di intercettare dei fondi, forse andremo a intercettare dei fondi a livello così nazionale per quanto riguarda periferie e sport, i famosi bandi, se riusciremo. Poi però il comune ha anche una capacità per accendere dei mutui che secondo me per questa opera sono importanti mutui in cui il nostro comune riesce a far fronte. Ecco. Poi se posso citare c'è la questione della grande altra opera, che è la questione della biblioteca comunale, nella quale noi ci eravamo spesi tantissimo anche in campagna elettorale. È un'opera che abbiamo sulla nostra agenda. E anche qui è un'opera che comporta dei ragionamenti importanti, perché innanzitutto ribadiamo che la vogliamo tenere a Ceneda, però naturalmente anche essendo l'opera importante ha bisogno anche qui di tempi per riuscire a pianificarla e poi anche a finanziarla. Quindi che cosa troveranno i vittoriesi sotto l'albero insomma di quest'anno? State lavorando a questo, insomma? Sì. Poi abbiamo, insomma, esatto, poi ci sono altre questioni importanti che sono, giusto per fare anche un riassunto di quest'anno trascorso, abbiamo fatto degli interventi importanti su scuole, la scuola Crispi e la scuola per vicini, dove c'è stato il discorso dell'efficientamento energetico. Sono stati spesi più di 800.000 euro su queste 2 scuole e siamo intervenuti lì.
Poi vorrei ricordare che stiamo partendo adesso con la progettazione di 20 posti nuovi di asilo nido a San Giacomo, anche questo un obiettivo che avevamo messo in agenda e che lo stiamo portando avanti, posti nido essenziali per la nostra città. Noi abbiamo delle liste di attesa per quanto riguarda l'asilo nido, questi oltre 20 posti che andremo ad aggiungere sono veramente una boccata di ossigeno per il nostro territorio. Poi sono state appunto fatte le asfaltature, stiamo realizzando un'altra questione che stiamo affrontando è la questione dell'illuminazione pubblica, ecco una questione molto importante. Il nostro obiettivo era quello di riaccendere le luci che erano state spente nelle varie vie per motivi anche economici, oserei dire durante la famosa crisi energetica che c'è stata durante il periodo Covid e purtroppo l'amministrazione precedente ha dovuto fare dei grossi risparmi. Noi abbiamo cercato di riaccenderlo visto che attualmente insomma il costo dell'energia è un po' calato e naturalmente il nostro impianto di illuminazione nelle vie pubbliche ha grossi problemi. Questo sarà un altro punto da affrontare pian pianino. Abbiamo messo 500.000 euro, che non sono tantissimi, però vorremmo intervenire su alcune vie della città per rifare proprio tutto il corpo luminoso e anche le linee sotto che sono ormai molto molto vecchie. Poi abbiamo tantissime altre questioni che siamo intervenuti, anche ripeto sul sociale, stiamo dando ossigeno a quelle che sono delle richieste importanti, ripeto il discorso degli alloggi, abbiamo intercettato un bando da 250.000 euro in cui andremo a risistemare 4 alloggi comunali e poi tante piccole altre azioni sul territorio. Per quanto riguarda Serravalle vorrei dire abbiamo rifatto via Casoni, ripartirà a breve il cantiere della scalinata di Sant'Augusta che è un'opera determinante per la nostra città perché ha un valore aggiunto non solo per la questione del sito che è un sito importante dal punto di vista religioso ma anche attrattivo perché insomma arrivano migliaia e migliaia di persone ogni anno a camminare. Quindi quando partirà? Guardi, tra gennaio e febbraio il cantiere dovrebbe partire. Ok, quindi diamo una notizia ai nostri telespettatori che appunto da molto tempo aspettavano il rifacimento insomma appunto del percorso verso Sant'Augusta. C'è un rammarico, qualcosa che non ha fatto ma Mirella Bagliana avrebbe voluto fare? Tante cose. No, adesso la domanda è un po' difficile, nel senso che c'è sempre qualcosa da sistemare o qualcosa che non si riesce a fare e questo sì ci dà lo spunto per impegnarci, no? Allora, se posso dire la verità, forse alle volte sono avvenuti dei cittadini, ecco, sul discorso del abbattimento delle barriere architettoniche, che è un tema molto sentito, e vorrei migliorare il discorso della sistemazione di alcuni marciapiedi, ecco, quello sì, ci tengo moltissimo e non siamo riusciti a farlo in questo poco tempo, però insomma è da porre attenzione su questo discorso dell'accessibilità delle persone diversamente abili ai servizi e di questo a breve partirà una commissione ad hoc su questo. Questo è un tema molto importante che vorrei proprio mettere a terra veramente nei primi mesi del prossimo anno. Però rammarico di non aver raggiunto certi obiettivi, no, perché è un continuo, è un divenire, no? Quindi è un susseguirsi di interventi. Ripeto, i nostri uffici hanno lavorato veramente tanto e ringrazio anche tutti i dirigenti dei vari settori, tutti gli operatori che stanno sotto, i collaboratori del comune che stanno facendo un gran lavoro. È stato fatto un gran lavoro anche, ricordo, sul discorso della manutenzione del verde, anche qui sul recupero delle alberature, stiamo monitorando tutta la questione mappature di albero per albero. Ricordiamo che Vittorio Veneto è un patrimonio arboreo immenso, è stato fatto un intervento al Parco Papadopoli per cercare di dare una nuova vita al parco, abbiamo recuperato un po' i giardini che erano un po' così, abbiamo riacceso le fontane, quindi voglio dire non ho grossi rammarico, però insomma abbiamo tanto ancora da fare, ecco.
quindi il lavoro sarà ancora lungo. Le chiedo in chiusura di trasmissione, ovviamente siamo nel periodo natalizio, di fare degli auguri mirati, però io le dirò a chi. Intanto partiamo dai suoi assessori, la giunta comunale. Che auguri si sente di fare loro? Allora, alla giunta comunale innanzitutto un ringraziamento e gli auguri di continuare così, cioè ho veramente degli assessori e delle assessore, degli assessori molto molto bravi, molto motivati, molto capaci, e a loro veramente auguro di continuare con tanta determinazione e con il bene che stanno facendo, bene politico, amministrativo per la città, e sono sicura insomma che andranno avanti come lo stanno facendo ora. Ai dipendenti comunali, li ha citati più volte, gli uffici che a volte sono oberati e anche schiacciati, se vogliamo, dalla burocrazia. Quali auguri si sente di fare Mirella Bagliana? Allora, ai dipendenti comunali, che ho visto anche ieri per gli auguri, ho detto a loro che hanno sulle loro spalle il peso della nostra città, peso anche positivo, nel senso, e che sono la forza propulsiva del nostro comune. A loro faccio tanti auguri di continuare con tanto impegno e con tanta dedizione e di farsi forza tra di loro, di coordinarsi e di aiutarsi e di chiedere aiuto quando c'è bisogno. Gli auguri di Mirella Bagliana ai consiglieri comunali di maggioranza. Ai consiglieri di maggioranza faccio tanti auguri, anche a loro, sono dei consiglieri molto preparati, che ci incalzano, non sono degli yes men, come si dice, ma sono dei consiglieri che hanno delle idee, delle proposte, e quindi io chiedo a loro di continuare come hanno fatto in quest'anno, con delle proposte, con delle idee, e quindi sono sicuramente convinta che seguiranno questo loro percorso. Voglio dire che abbiamo anche dei consiglieri molto giovani, ecco, all'interno del nostro consiglio, e anche a loro chiedo di esprimere le loro potenzialità. Molto bene, e qua la voglio. Gli auguri invece ai consiglieri di opposizione, di minoranza. Ai consiglieri di opposizione e minoranza che va il mio miglior augurio di proseguire nel loro cammino, nella loro convinzione, nel rapportarsi con l'amministrazione comunale, che lo stanno facendo. Io ho sempre avuto molto rispetto per il Consiglio Comunale, per l'organo che è supremo, oserei dire, no? E quindi il mio massimo rispetto per i consiglieri di minoranza, e anche da loro vengono molto spesso delle posizioni positive e degli aiuti che cerco di intercettare. Ecco. Ecco, che rapporto ha con la minoranza in consiglio? Anche qualche sera fa l'abbiamo vista difendere il suo operato in maniera accalorata talvolta. Sì, diciamo che è una minoranza variegata innanzitutto, no? Quindi con delle caratteristiche diverse da un consigliere rispetto all'altro. Non vorrei far nomi oggi, ma insomma il rapporto che ho per esempio con Tony Darè è diverso di quello che ho con l'assessore Uliana o l'assessore Caldardo. Consigliere, Scusate, sì, consigliere, ancora non riesco. Scusate, sì, consigliere, nel senso che sono persone con caratteristiche diverse, ognuna con delle positività, e anche il consigliere Toffoli, il consigliere Posocco, anche il consigliere Braido, sono persone insomma che possono dare un forte contributo alla nostra comunità, come l'hanno dato per il passato, lo stanno dando ancora adesso. Voglio dire, il rapporto è leggermente diverso, con alcuni si scherza di più, con altri meno, però il rispetto, quello è massimo per tutti. Allora, siamo in chiusura. A Vittorio Veneto non sono mancate e non mancano le iniziative dedicate al Natale. Abbiamo un centro città che pullula di vita proprio in queste giornate, in queste serate, con il villaggio di Natale. Tante sono state le iniziative, quindi anche da parte dell'amministrazione comunale l'impegno e il sostegno, immagino, a queste iniziative che vanno ad allietare un periodo gioioso dell'anno. Sì, no, l'impegno da parte dell'amministrazione è molto molto forte, e anche da un punto di vista economico, voglio dire, quindi vorrei anche dire ai nostri cittadini che i loro soldi sono stati spesi e sono stati investiti anche per questo Natale, no? È giusto sottolineare questo aspetto, e con un'importante cifra, proprio per dare vitalità alla nostra città,
il Natale è un momento importante. Io ricordo sempre che il Natale però è soprattutto un momento anche religioso, quindi ricordiamoci i valori che vengono espressi in questa festa cristiana, e questi valori che possono essere traghettati anche in momenti di gioia e di feste all'interno della nostra città, fatte con un certo clima sereno, di serenità, senza andare oltre i limiti naturalmente. Il nostro centro città si è trasformato grazie alle associazioni, insomma, che stanno mettendo del loro. E tra l'altro ringrazio tutte le associazioni del Comune di Vittorio Veneto, perché sono riuscite a fare sinergia, a fare gruppo tra di loro. Ci sono stati tantissimi concerti nelle nostre chiese, bellissimi concerti, ci sono state iniziative, appunto, ripeto, nei vari borghi, ci sono le attività sportive, che la Little Run, che verrà appunto a San Stefano, un appuntamento che non possiamo perdere. C'è stata un'altra piccola marcia non competitiva a Ceneda, quindi tutti i momenti in cui la città si sente unita, e sono momenti in cui magari qualcuno ha un po' di tempo libero da trascorrere con la propria famiglia, con i propri cari, e noi cerchiamo, attraverso, ripeto, a tutte le associazioni, di offrire questi momenti di felicità. Ricordo anche il concerto che ci sarà al Teatro da Ponte il 29, il concerto di fine anno, che è un'importante iniziativa a cui, appunto, anche qui invito i cittadini, per chi ama la musica classica, a partecipare. Ecco, quindi gli appuntamenti non mancano. Sindaca Bagliana, gli auguri in chiusura di puntata ai suoi concittadini. Innanzitutto auguro veramente auguri di cuore innanzitutto a tutti coloro che stanno passando dei momenti un po' particolari, vuoi per magari motivi di salute, vi sono veramente vicina in questo momento, sia per magari motivi da un punto di vista di difficoltà economiche. Ecco, cerchiamo di stare uniti, di farci forza. A loro va il mio augurio di una serenità, di cercare di trovare un momento di serenità, e a tutti gli altri concittadini auguro veramente tanta prosperità per il 2026, auguro di farsi, ripeto, forza, di andare avanti, di portare avanti i loro obiettivi, i loro sogni, e veramente città di Vittorio Veneto è bella perché ci sono i vittoriesi, quindi tanti veramente calorosi auguri di cuore a tutti i miei concittadini. E io ringrazio la sindaca Mirella Bagliana per essere stata qui nei nostri studi in occasione del Natale. Come appunto abbiamo messo il caminetto, insomma, per creare questa scaldava, chiedo anche a lei, scaldava il caminetto? Molto, Ecco, sì. ecco, ok, molto bene. E quindi anche da parte nostra, da parte della Tenda TV, gli auguri e l'augurio ovviamente di buon lavoro alla sindaca Bagliana per quello che sarà il nuovo anno, quindi il 2026, e a lei ovviamente, a tutta la squadra, abbiamo detto più volte, anche a tutti gli uffici ovviamente comunali. Grazie sindaca per essere stata qui con noi. E noi andiamo a chiudere questa puntata di Natale con noi, la rubrica che vi tiene compagnia durante le feste. Da parte mia e da parte di tutto lo staff della Tenda TV, i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.